Il cosiddetto governo veneto si prepara alle elezioni per il nuovo sindaco di Venezia. Dopo che sono già ufficialmente pronti per la campagna elettorale, l'ex consigliere comunale Renato Boraso, con una lista civica, il Movimento 5 Stelle, che sta scegliendo i propri candidati via web con le comunarie, arriva un altro pretendente alla poltrona di sindaco. Si tratta del cosiddetto governo veneto che, pur dichiarandosi estraneo alle istituzioni italiane, punta a diffondere le proprie idee politiche tra i veneziani, come anticipa il presidente di quello che si è autodefinito governo veneto. Ci possono essere anche degli impegni in altri campi. Ad esempio, sicuramente presenteremo una lista qui a Venezia che si chiamerà significativamente Venezia Capitale, perché è un'occasione per rilanciare queste tematiche. Questo governo veneto autodeterminato intanto si è riunito a Brescia, coinvolgendo anche alcuni degli indipendentisti indagati nell'aprile scorso. Obiettivo: la ricostituzione della Repubblica Veneta. Per questo sono in programma incontri pubblici su questo argomento in luoghi simbolo come Campo Formido in provincia di Udine e Pola in Croazia. Quanto alla proposta di indire un referendum approvata dal Consiglio regionale del Veneto, Gardin prende le distanze. Non vogliamo la secessione del Veneto dall'Italia, non vogliamo promuovere l'indipendenza del Veneto, ma ci richiamiamo a un diritto storico, a una realtà storica pre-italiana, quando l'Italia non era nemmeno uno spermatozoo. Difficile invece che questi venetisti scendano in campo anche per le elezioni regionali del 2015, visto che le istituzioni non vengono riconosciute. Non escludiamo nulla, ma dubito che parteciperemo perché operiamo su un altro piano, non dall'interno delle istituzioni italiane, non con l'avallo delle istituzioni italiane. Noi vogliamo invece risvegliare la coscienza dei veneti e fare una pressione perché venga riconosciuto questo nostro diritto storico.